Oggi questa nuova presentazione del progetto di Reclamino ci avete tanto lavorato finché è arrivato il momento di presentarlo. Ecco, ma quali saranno le caratteristiche peculiari di questa struttura? Devo dire un lungo processo durato 5 anni e devo ringraziare tutti, a cominciare dall'assessore Scarpinato che oggi sarà qui per presentare questo progetto. Si è arrivati ora a sanare una ferita, cioè un'area meravigliosa, un teatro meraviglioso. Oggi hanno un progetto che ne salvaguarda la consistenza e che ne mette in luce gli aspetti di valorizzazione. Devo dire un punto di partenza importante. Abbiamo già pronta una richiesta di fondi. Se dovessi andare a buon fine, questo progetto riguarda non solo il teatro, ma riguarda anche l'accoglienza, riguarda l'antiquarium che viene rivisitato e soprattutto riguarda percorsi nuovi, percorsi che tengono conto dell'accessibilità, che è un indirizzo importante, è un indirizzo che abbiamo voluto dare ai progettisti, 4 progetti di livello. La commissione ne ha scelto uno, ma gli altri 3 sono pure belli. Devo dire oggi è un ottimo punto di partenza per la rinascita di un'area meravigliosa. Ha qualcosa di futurista, sembra una nave in mezzo al mare, con lo sfondo del mare. Devo dire che non è che la copertura di ministri che è stata responsabile del degrado fosse molto diversa. Questa è una copertura che salvaguarda da un punto di vista anche climatico la struttura sotto, e poi con uno piccolo auditorium che è possibile utilizzare. Assessore, una cosa importante quella di oggi del teatro? Assolutamente sì, a testimonianza dello straordinario lavoro che si sta facendo per tutti i beni culturali della nostra meravigliosa isola. Ancora una volta abbiamo posto in essere la valorizzazione, la tutela, la fruizione. Dopo tantissimi anni questo è un punto importante che va ovviamente a corredare quel percorso di Agrigento Capitale della Cultura 2025. Sindaco, parliamo di questo progetto. Finalmente Reclamino avrà un suo prestigioso manufatto rifatto secondo questa nuova progettazione? Sì, da diversi anni ringrazio il direttore del Parco Ciadatta perché ha preso un impegno per il restauro del Teatro Greco di Reclamino, e con questo concorso di progettazione oggi siamo qui a presentare il progetto vincitore. Ecco, cos'è la caratteristica di questo progetto? La caratteristica, il ristorante del teatro sarà una risorsa, perché la Creamino non è una risorsa di Cattolica da Crea, sì, di Cattolica, ma di tutto un territorio, di tutta la provincia, di un'intera nazione, perché ci sono turisti mondiali che vengono. Quindi dobbiamo cercare sempre di più di valorizzare questo territorio, perché ora, specialmente con l'Agrigento Capitale della Cultura, la Creamino è la spalla della Valle dei Templi. Se noi dobbiamo tutti lavorare in sinergia, l'amministrazione comunale, come ben si sa, abbiamo lavorato perché abbiamo realizzato un percorso naturalistico che va dall'area archeologica alla foce del fiume Plateri. Oggi ci sono i lavori in corso per la fruizione e l'accessibilità all'esterno dell'area archeologica della Creaminoa, i finanziamenti che ha lavorato il comune in sinergia con l'ente parco e con l'autorizzazione della sovrintendenza. Finalmente una struttura portata a compimento, un nuovo progetto grazie ai concorsi di progettazione a lei tanto cari. Sì, siamo lieti e onorati di aver offerto il nostro contributo, il nostro supporto tecnico e logistico all'ente parco lungo questo percorso, questa esperienza, grazie alla quale abbiamo acquisito un ottimo progetto di fattibilità tecnica ed economica utilizzando la procedura del concorso di progettazione, come dice lei, a me cara, perché valorizza i talenti e promuove progetti di qualità, e quello di oggi, quello che presenteremo oggi, dimostra questa teoria. Il progetto è stato piaciuto molto alla commissione giudicatrice in quanto stabilisce un ottimo rapporto tra l'intervento previsto, il paesaggio, l'ambiente e il sito archeologico. Devo dire che è molto importante il fatto che con il concorso di progettazione, quando la Regione reperirà le risorse per realizzare
i lavori, non dovrà procedere a una nuova gara per affidare la progettazione esecutiva, ma potrà procedere con un affidamento diretto al vincitore del concorso. Quindi questo sfata quei luoghi comuni che indicano la procedura del concorso come una procedura lunga dai lunghi tempi. Invece no, una volta concluso il concorso hai non solo avuto la possibilità di scegliere il miglior progetto, ma hai anche il progettista a cui affidare la progettazione esecutiva, e quindi si riducono i tempi per appaltare i lavori.